Non sono l'amante di Germania Biondo e con l'omicidio di Paolo Vivacqua non c'entro nulla. Sono queste le parole di Diego Barba, investigatore privato ma anche titolare di un esercizio commerciale che vende materiale elettrico, pronunciate davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza Alfredo De Lillo e dal pubblico ministero Donata Costa, titolare dell'inchiesta riguardante il delitto del Rotamat di Ravanusa, che in Brianza aveva fatto fortuna grazie ad una serie sconvolgente di operazioni illecite. Barba la scorsa settimana è andato in carcere insieme alla presunta amante Germania Biondo, prima moglie di Paolo Vivacqua, Salvino La Rocca, Antonino Giarrane e Antonino Radaelli, questi ultimi tre già detenuti in quanto condannati per l'omicidio di Franca Loiacono, consuocera di Vivacqua, avvenuto nel giugno 2012. A parte l'investigatore privato, gli altri arrestati hanno preferito non rispondere alle domande del GIP, attendendo così un momento diverso per fare dichiarazioni, soprattutto dopo aver preso contezza delle carte processuali a loro carico. Per il difensore di Barba, l'avvocato Paolo Savesi, è inevitabile la richiesta al GIP di Lillo di scarcerazione del suo assistito. Gli altri difensori degli arrestati, con ogni probabilità, ricorreranno al Tribunale della Libertà di Milano. L'intricata vicenda ha vissuto l'ultimo significativo risvolto con l'arresto dei 5 indagati per l'assassinio di Paolo Vivacqua, ucciso il 14 novembre 2011 con 7 colpi di pistola nel suo ufficio di Desio. Germania Biondo e Diego Barba, per i carabinieri del capitano Pantaleo, sarebbero i mandanti. Salvino La Rocca, ritenuto appartenente alla Stidda, sarebbe l'intermediario tra i mandanti e gli esecutori materiali, ritenuti tali Giarrana e Radaelli, reclutati proprio dal La Rocca in cambio di 60.000 euro.